io sono Nicola Bogic, studente sia della scuola serba che quella italiana, in tutte e due le scuole ho finito la prima media. Buongiorno, io sono Dimitri Jovanovic e sono un studente della scuola serba e della scuola italiana e ho finito la quarta elementare in tutte le due scuole. Con noi c'è il signor De Marzo, consigliere comunale e provinciale di Vicenza. Buongiorno. Ai signori giornalisti. Signore, ci può presentare i vostri impegni e le vostre responsabilità? Allora, io sono consigliere comunale in città Vicenza e ho una delega molto importante che è quella dei rapporti con i paesi esteri, quindi delle relazioni internazionali. Mi occupo di tutta la parte istituzionale che riguarda le visite degli ambasciatori, dei consoli, e io mi occupo anche dei progetti con le città gemellate, che sono le città che con Vicenza hanno un rapporto speciale, quindi sia per gli scambi con gli studenti, e poi sono consigliere delegato al turismo in provincia, come potete vedere, è lunghissima, sì, non abbiamo la titolatura, ma io mi occupo di strategia turistica in provincia di Vicenza e quindi tutte le attività collegate alla pianificazione strategica dell'accoglienza. Cosa significa Vicenza per lei? È una bella domanda. Cosa significa Vicenza per me? Vicenza è casa ed è un valore. Io Vicenza, quando vado all'estero, quando vado via, dopo un po', quando vado a casa, 10 giorni, dico vabbè, voglio tornare a casa. Perché? Perché a Vicenza, dove è la tua casa, sai che ti manca perché hai gli amici, perché hai tutti i tuoi impegni ed è un territorio bellissimo. Essa per cos'è che è particolare? È particolare per ognuno di noi, secondo me, nel senso che per me è particolare per le persone. Abbiamo tantissime persone bravissime che non sappiamo magari cosa fanno, le attività che svolgono, eccetera. A Vicenza conoscete voi Federico Faggin? Federico Faggin è una delle persone più importanti del mondo. Perché? Perché ha inventato il microchip. Tutto quello che utilizziamo di elettronico deriva dalla sua scoperta e lui è nato a Vicenza. Come tante altre persone sono imprenditori importanti, persone della cultura, maestri, professori bravissimi e tutto. E Vicenza secondo me è particolare sia per la sua storia, che è importantissima. Noi siamo una delle città più importanti d'Italia a livello di storia, nessuno lo sa, ma noi abbiamo 2 medaglie d'oro al valore militare. Siamo l'unica città, non c'è neanche Milano che ce l'ha, neanche Roma, neanche Genova, Firenze, eccetera. E abbiamo la bandiera e non abbiamo il gonfalone, perché il re, nei tempi scorsi, tempo fa, ha detto che Vicenza poteva avere la bandiera d'Italia con lo stemma del comune in mezzo. Per quello ce l'abbiamo qui sventola in piazza. E quindi per me è un mix tra chi c'è, quindi i cittadini, le persone che vivono a Vicenza, e la sua storia. Lei è nato a Vicenza. Ah sì, nato, cresciuto, un po' pasciuto come si dice da queste parti a Vicenza, e credo di rimanere qua per un sacco di tempo. Quali sono le specialità caratteristiche culinari? Beh, io vado matto per tutto praticamente, infatti come si vede sono un po' piazzato. Allora, ci sono i bigori con l'arna, che sono buonissimi, il baccalà, poi abbiamo tutta una serie di formaggi su della montagna, abbiamo i vini che sono buonissimi, abbiamo la carne che è altrettanto buona, e poi c'è tutta quanta quella parte di tradizione con le grappe, per esempio, che in Serbia ce n'è una buonissima, beh, è ancora presto per voi due giornalisti, non è il caso, che è un insieme di cultura, tradizione e cucina. Cosa dovrebbe visitare perché?
Allora, secondo me ci sono delle cose che devi vedere per forza. La Basilica, per forza. Teatro Olimpico, quello per forza. Palazzo Chiericati, che è molto bello. E poi dipende da cosa vuoi fare, nel senso, ci sono tante persone che hanno tanti interessi. A uno piace mangiare e quindi va in Basilica, al teatro e poi va a mangiare, quindi devi trovare i posti giusti per andare a mangiare, che è difficile scegliere. Poi ci sono persone a cui piacciono i musei, allora dopo il teatro, la Basilica, Palazzo Chiericati, può andare in Palazzo Leoni Montanari. Siete mai andati? No. Dovete andare perché è meraviglioso, è vicino a Santa Corona, al Tempio di Santa Corona, è bellissimo. Poi può andare al Museo del Vescovo, che è molto bello anche quello. Siamo pieni di piccoli musei, potrebbe andare nelle chiese, abbiamo delle chiese bellissime, c'è il Duomo, poi c'è San Michele, c'è l'oratorio di San Michele, c'è San Vincenzo, che è la chiesa più vecchia di Vicenza, che è in piazza. Poi sono i Servi, ci sono un sacco di chiese, Monteberico, come tutte. Quindi dipende da cosa vuole fare. È in contatto con la comunità serba, cosa ne pensi di noi? Devo dire che mi trovo bene, perché siete delle bellissime persone, abbiamo tante cose in comune che magari tanti non credono sia possibile, invece la felicità di stare insieme quando vi ritrovate. Io vi guardo quando vengo alle vostre feste, sono venuto anche a messa ortodossa, mi è piaciuta tantissimo. Io sono cattolico praticante, quindi mi piace, e siamo cristiani tutti quanti, però devo dire che la comunità serba a Vicenza è una delle migliori in assoluto, perché anche il sindaco lo dice, quindi ce lo dice lui. Ci sia di no, se no. Lei ha sentito parlare di scuola serba a Vicenza, cosa ne pensa? Scuola serba ne parlo spesso con i miei colleghi consiglieri sia in comune che in provincia. Perché? Perché è un esempio importante di quella che è voler stare in Italia, a Vicenza, okay? Quindi fare la scuola italiana, però c'è anche la volontà di fare la scuola serba e quindi coltivare la propria tradizione, la propria lingua, la propria scrittura e tutto quello che è giusto tenere, perché voi avete la fortuna che io non ho, okay, di essere serbi e italiani, serbi. Grazie per l'accoglienza nella vostra città e in Italia e speriamo che anche noi possiamo accogliere lei in Serbia e presentarvi tutte le sue bellezze. Grazie, ma spero di venire in Serbia presto, perché ho voglia di vedere un po' tutto qua, sono curioso come è. E grazie a voi giornalisti, è stata una bellissima intervista. Molte grazie per la sua compagnia e il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi, complimenti. Grazie. Poi bisogna rimodellare, era piccolo, scritto bene, mi raccomando. Va bene. No, mi raccomando. Grazie mille, Grazie. buona giornata. Arrivederci. Arrivederci.